Gli aumenti sono importanti, ovviamente però non abbiamo intenzione di aumentare i biglietti eppure tagliare le corse. Quest'anno siamo così, stiamo andando avanti e cercheremo di fronteggiare questi aumenti con le nostre forze, stiamo facendo il possibile all'interno con la speranza che tra qualche mese questa situazione straordinaria venga a cessare. I rifornimenti dei mezzi di trasporto sono sempre più costosi, ma per gli utenti di MOM non cambierà nulla né per i biglietti né per gli abbonamenti. È la buona notizia resa possibile dall'avanzo di amministrazione dell'azienda, che ha deciso così di calmierare le voci di bilancio senza incidere sulle tasche dei passeggeri. Lo stesso farà la provincia, socio di maggioranza. La nostra parte, che sono circa 800.000 euro, per metà andremo a riconfermare l'abbassamento degli abbonamenti per tutti i cittadini di Treviso e l'altra metà la lasciamo a disposizione per far fronte ad eventuali crisi energetiche. I nuovi mezzi, dotati di tutti i moderni sistemi di sicurezza interna ed esterna, sono costati più di 3 milioni. Sono destinati 2 a Conegliano, 1 a Montebelluna, 3 a Vittorio Veneto, 3 alla cintura urbana di Treviso. Entro il prossimo anno metà della flotta sarà completamente rinnovata e non circoleranno più autobus Euro 3 e 4. È un risultato importante, un investimento importante. Stiamo ovviamente investendo non solo sul materiale rotabile ma anche su infrastrutture e questo vuol dire che MOM ha una situazione economica finanziaria molto solida. In vista dell'estate, la FIT CGIL aveva paventato un rischio di eccedenza di una cinquantina di autisti a settimana, ma con la DON è categorico. Assolutamente no, non abbiamo mai parlato di una roba del genere. Qualcuno verrà impiegato perché è volontario nel servizio sulle spiagge con la TVO, altri verranno impiegati su un servizio di montagna con Dolomiti Bus, ma assolutamente il discorso di avere delle possibilità di alcune persone che non possono ricevere la busta paga, questa è una roba assurda.